Ore 2:12, una sfera infuocata squarcia il cielo buio. Le immagini sono quelle riprese dalle telecamere della stazione video IMTN di Ferrara, gestita da Ferruccio Zanotti. Nessun rumore di fondo, ma solo una lunga scia luminosa. È la prima volta che questa stazione registra un evento come questo, che secondo gli esperti è molto simile a quanto accaduto in Russia lo scorso febbraio. Il bolide dalle prime analisi pare che abbia sorvolato il Veneto, partendo da una quota di circa 90 km, quota tipica per le meteore, per poi arrivare ad una quota finale, ma ancora il dato è preliminare, di circa 40 km. Il meteoroide, l'oggetto che ha provocato questa meteora, originario, aveva un diametro, si pensa, da pochi centimetri fino ad arrivare al metro, a seconda della densità dell'oggetto. La sfera luminosa, si tratterebbe di un frammento di meteora, ha attraversato i cieli della Marca, da Monastiera a San Biagio di Callalda, da Roncade a Castelfranco fino a Castello di Godego. Subito dopo il passaggio un boato sordo avvertito in tutto il territorio. I primi a vedere quanto stava succedendo alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine impegnati in normali controlli sul territorio, poi una guardia giurata della Castellana. Sono stati loro a chiamare i vigili del fuoco, subito intervenuti sul luogo dell'avvistamento. Abbiamo effettuato un'attività perlustrativa ricognitiva che potesse avere la finalità di rinvenire eventuali asteroidi che si sono abbattuti sulla crosta terrestre. Per 2 ore i vigili del fuoco, insieme al nucleo NBCR intervenuto per effettuare misure di radioattività, hanno perlustrato la zona senza trovare nulla. I controlli si sono estesi anche in centro storico di Treviso per rilevare eventuali scosse telluriche, ma i sopralluoghi, anche aerei con l'elicottero del reparto volo di Venezia, sono proseguiti per l'intera giornata su un'area di 90-100 metri quadrati. L'asteroide, se cade e impatta, forma un cratere dalle dimensioni che dipendono appunto dalla velocità di impatto. Ogni anno sulla Terra accadono in media 500 meteoriti grandi quanto una palla da baseball, ma il più delle volte si disintegrano prima dell'impatto a terra, e quanto potrebbe essere accaduto anche questa volta. Fa presumere che il boato cupo fosse la conseguenza del passaggio veloce, la scia luminosa, e la disintegrazione contestuale. Il comandante Carrolo lancia però un appello ai cittadini che dovessero notare qualcosa di inusuale. Mi raccomando, se dovessero avvistare qualche cratere oppure qualche corpo strano che prima non c'era, di avvisare subito il 115 e quindi esattamente di non avvicinarsi all'elemento che verosimilmente hanno avvistato.